E festa grande al Palasport di San Giovanni Marignano per l'Acqua Sapone Roma Volley Club. Dopo la vittoria a Cutrofiano, che ha dato la matematica promozione diretta nella massima serie alle ragazze di Luca Cristofani, le capitoline vincono anche il recupero della terza giornata della pool promozione contro l'Omag San Giovanni Marignano, reduce dalla bella vittoria di martedì con Marsala, con le capitoline che chiudono con l'ennesima vittoria a 67 punti in classifica. Le protagoniste della partita, finita 3-0 per le capitoline con i parziali di 20-25, 20-25 e 23-25, sono state le tante giovani e giovanissime in campo da una parte all'altra, con talenti cristallini che hanno avuto la propria vetrina per mettersi in mostra. Per le giallorosse, ottime le prestazioni della classe 2003 Roberta Purasciai in cabina di regia e dell'opposta classe 2002 Bintu Diop, autrice di 23 punti finali. Per la cronaca della partita, ininfluente ai fini della classifica, nel primo set, dopo l'equilibrio iniziale, Roma prende vantaggio proprio con la numero 18 in posto 2, autrice di ben 9 punti personali, con la solita presente spirito e la canterana Bucci a ricevere e difendere ottimamente. Nella seconda frazione, coach Saia lascia spazio anche alle sue giovanissime, con Luigi in cabina di regia ed Urbinati ad alternare Bonvicini come libero, mentre sotto rete spazio a Sofia Spadoni che si regala un'ottima prova a muro, ma il parziale si conclude nuovamente sul punteggio di 25-20 per le ospiti. Nel terzo set la Omag prova ad allungare la contesa con il positivo ingresso di Eleonora Penna, ma per Roma la giovane Consoli in posto 3 e la coppia di bande Giugovac Adelusi in posto 4 riportano sotto l'Acqua Sapone sul finale, dove chiudono 7 partite alla seconda palla match con la solita trascinatrice Asia Cogliandro che dà il via alla festa grande per Papa e compagne. Il consigliere FIPAV Emilia Romagna Giunio Gollini e il consigliere della Lega Pallavolo Serie A femminile Roberto Mignemi consegnano al capitano Valeria Papa la coppa con l'Acqua Sapone Roma Volley Club che festeggia così la vittoria del campionato di Serie 2 e la promozione nella massima serie. Oggi è una festa di tutti, devo dire quest'anno sono veramente orgogliosa di essere il capitano di questa squadra, ho sentito un grandissimo senso di responsabilità per tutte le mie compagne, tatticamente, tecnicamente, caratterialmente, sono veramente orgogliosa di loro, devo dire la verità, mi commuovo molto facilmente e oggi a vederle giocare così per me è stato veramente una fonte di orgoglio enorme.